tutti, vi ringrazio per essere qui stasera così numerosi in occasione della presentazione di questa importante opera. Allora, sappiamo tutti che il territorio di Bonarcado è ricco di monumenti e siti archeologici, il quale studio aiuta tantissimo a ridisegnarne la sua storia. Basti pensare alla Basilica di Santa Maria di Bonarcado, eccezionalmente documentata da un testo scritto come il Condare. Il problema si pone quando un monumento non ha una propria carta d'identità, come il nostro Ponte Etfu, ma è solo citato in alcuni vecchi documenti e verbali del Consiglio Comunale e nel dizionario storico-statistico dell'Angius Casalis. Questo monumento per tanto tempo è stato trascurato, ma recentemente è stato sottoposto ad opportune opere di restauro, durante le quali il nostro amico archeologo Giacobbe ha avuto l'opportunità di studiarlo per leggerne le fasi costruttive. Giacobbe, con la sua esperienza di archeologo, è riuscito a ricostruire la storia del ponte e tramite questa pubblicazione restituirla a noi tutti, in modo da custodirla e tramandarla alle future generazioni. L'associazione Proloco ha sempre creduto che, attraverso lo studio e la valorizzazione dei monumenti, il Paese possa richiamare una parte rilevante di turismo culturale. Basti solo pensare ad un parco archeologico urbano comprendente il nuraghe di Sulare, il parco di Binzola, con i resti del monastero benedettino e il complesso basilicale di Santa Maria. Ora non resta che lasciare la parola al nostro sindaco, ringraziando sia lui che l'amministrazione comunale per il patrocinio dell'opera, Giacobbe Manca per l'ottimo lavoro svolto, il geometra Tonino Vacca per i rilievi del ponte e il suo aiuto, e infine, non per ordine di importanza, il nostro amico Lino Sanna, presidente dell'ACAB, per la sua continua ricerca e trascrizione di antichi documenti riguardanti la storia di Bonarcado. Buonasera a tutti, da parte mia solo un breve saluto perché la parte importante verrà descritta da Giacobbe e da Lino. Un ringraziamento da parte mia personale e anche da parte di tutta l'amministrazione, perché nonostante il tempo non molto positivo con freddo e pioggia siete accorsi numerosi, e questo vuol dire che, come ho avuto già modo di verificare in diverse occasioni, Bonarcado per la cultura è molto sensibile. Poi, considerato, come stava dicendo anche il Presidente della Proloco, la grande ricchezza di monumenti e di siti archeologici, storici di diverse epoche di cui Bonarcado è ricco, non possiamo che essere fieri di essere bonarcadesi, anche se spesso non ci rendiamo conto delle grandi ricchezze che abbiamo sotto i piedi, davanti agli occhi, in qualsiasi direzione noi ci giriamo. Oggi parliamo di quello che noi chiamiamo Ponte Etfu. Io penso che se continua così il prossimo monumento che dovremmo intestare sarà Giacobbe, visto che con la passione che lui ha sempre messo nello studio e nell'approfondimento di tutto quello che Bonarcado, come stavo dicendo, offre, soprattutto dal punto di vista archeologico, dobbiamo ringraziarlo. Io mi ricordo il primo volume che, grazie al suo lavoro e al lavoro della Proloco di tanti volontari di Bonarcado, è stato prodotto, Bonarcado Antica, in cui siamo riusciti a catalogare, a classificare e a rendere disponibili in un testo sia tutti i siti archeologici che sono stati identificati e anche vari itinerari in base ai quali possiamo anche andare a vederli e a usufruirne. Ponte Etfu, da parte dell'amministrazione, è sempre stato comunque messo in evidenza, perché anche questo, come stava dicendo prima Luciano,
è stato, almeno da parte nostra, dal punto di vista dei finanziamenti, è messo proprio sotto evidenza. Le abbiamo dato una bella ripulita diversi anni fa, poi con quest'ultimo lavoro di restauro l'abbiamo restituito un attimino al consolidamento e a una visione più fruibile. E quando ultimamente, diversi anni fa, sia Giacobbe che Lino mi hanno proposto di portare avanti questa pubblicazione, questo lavoro, io sono stato entusiasta come al solito, perché a me queste cose appassionano molto, e quando qualcosa mette in risalto il nome di Bonarcado, sia a Bonarcado che fuori, io ne vado orgoglioso. Ora passo comunque la parola un attimino a Lino, che approfondirà il discorso. Grazie. Allora, innanzitutto vorrei associarmi anch'io nel porgere un caloroso e doveroso ringraziamento al nostro amico professor Giacobbe, perché ancora una volta ha dimostrato stima e apprezzamento verso il nostro paese, riconoscendo l'importanza del patrimonio storico-culturale che abbiamo. Dopo quello che secondo me è stato un lavoro fenomenale su Bonarcado Antica, l'archeologia del territorio, ora ha affrontato con altrettanto impegno e competenza questo affare di Pontezzo del Mulino Egresia, un argomento che aveva già trattato, forse in modo semplificato, già in quel lavoro. E già da allora mi ricordo che si era reso conto del valore non indifferente rappresentato da questo monumento, quindi lo ha ritenuto meritevole di essere fatto oggetto di ricerche più approfondite che vedrete in questo bel lavoro. E quindi adesso, grazie all'interessamento della nostra amministrazione comunale, questo proposito ormai dopo una decina d'anni si è verificato. Comunque, personalmente, come presidente dell'Associazione Culturale Archeologica nata nell'ormai lontano 1987, da subito ci siamo interessati di questo monumento. Lo avevamo ritenuto una delle testimonianze del passato più importanti per il nostro paese. In particolare vorrei ricordare il nostro socio anziano fondatore, il compianto zio Nanni Dusas, che lo percorreva e lo contemplava forse milioni di volte, perché lì aveva il suo laboratorio, il suo giardino, e ogni giorno 2 o 3 volte ci faceva, quindi si è interessato da subito, e non solo a parole ma in modo concreto, perché con una cadenza più o meno annuale, o da solo o con gli amici appassionati come lui, si provvedeva alla pulizia dei rovi, dalle sterpaglie varie che lo rendevano poco fruibile. Mi ricordo anche che combatté per diversi anni contro le radici di un fico e lì stava sempre a me o calce o sale, e dopo diversi tentativi riuscì nell'impresa. Fu lui anche il primo, per esempio, ad accorgersi durante una delle piene continue, che poi troverete nel libro, verrà raccontato nei documenti, una delle piene nel 91, che trascinò due grossi massi, e si erano fermati proprio vicino ai rostri, a quei flangiflutti, diciamo, e da lì la nostra associazione fece una segnalazione alla soprintendenza, la Belle Arti, come si chiama, dai monumenti, che non ritennero opportuno, vabbè,
ormai. Comunque, la nostra associazione non si è accontentata delle classiche notizie che avevamo in questo dizionario del ricordato Angius Casalis, che riportava al 1700, quindi abbiamo iniziato a chiedere un pochino agli anziani, quindi a recuperare fonti orali. Eravamo venuti a conoscenza, per esempio, che il primo cemento utilizzato a Bonarcado era stato usato proprio per ricoprire le spalline del parapetto, almeno così ci avevano detto. Poi non so in quanti sanno o si ricordano. Lì non vorrei arrivare non me lo aspettavo. C'è anche il compianto zio. Comunque abbiamo iniziato a raccogliere queste notizie orali da parte degli anziani che ci avevano dato alcune. Le persone di una certa età si ricordano per esempio che c'era un mulino nei pressi quasi adiacente, appena sopra, uno dei più trafficati fino agli anni 60. Inoltre il ponte era anche un punto di ritrovo, di socializzazione, perché era un punto per esempio per la bevrata del bestiame, che scendevano lì dai pascoli anche da una certa distanza, oppure per esempio per la macerazione del lino, che Bonarcado era un grosso produttore. Proprio nel dizionario troviamo menzione addirittura tonnellate se ne producevano, e lì nel ponte veniva messo a macero, oppure si raccontavano che si puliva la lana grezza, una prima pulitura prima di portarla alle gualchiere, veniva lì. Inoltre, come dimenticare che era il lavatoio, tante massaie lì andavano per i panni, ed era un punto d'incontro anche quello. Ma poi, che dire, l'associazione poi ha cercato anche di approfondire, cercando notizie negli archivi, in primo luogo nel nostro archivio storico del comune di Bonarcado, e anche in quello siamo stati, anche in quello dell'archivio di Stato di Oristano. Abbiamo trovato alcune che nel libro saranno riportate, vedrete un po'. Vabbè, io termino qui ringraziando ancora il nostro amico il dottor Giacobbe per il suo interessamento. Grazie. Grazie. Allora, poiché formalmente, ufficialmente questo libro l'ho scritto io, pensavo lo presentassero loro, quindi non devo presentare io, tutt'al più posso difenderlo e intervenire. Ma insomma non è un grande libro, o meglio non è un libro voluminoso, però è un libro curiosino, importante, particolare, diciamo così. Intanto diciamo subito che questo libro l'ha voluto il sindaco. Io sono stato chiamato semplicemente perché guardassi con occhi di archeologo preistorico, sono anzianotto sì, ma non pensavo così tanto, archeologo preistorico che guarda un ponte che, se proprio va bene, in Sardegna i ponti sono romani, intendo in termini di antichità. Questo era un pochettino meno romano degli altri, o di certi altri. Dico, io sono un po' fuori zona, io sono un preistorico, ma semplicemente qua occorreva applicare le tecniche dell'archeologia, o meglio le tecniche di rilievo delle stratigrafie murarie, non quelle del suolo, le applichiamo ai muri, e cerchiamo di capire che storia, che vicenda ha avuto questo ponte. Una semplicissima scheda, perché il comune voleva restaurarlo, voleva fare dei lavori di consolidamento e quindi aveva giustamente cercato ogni supporto culturale per poter dire questo ponte deve essere visto in quest'ottica. E pensavo che finisse lì.
se non che la scheda ha rivelato aspetti particolari e interessanti, e così ancora una volta l'amministrazione comunale ha deciso che forse valeva la pena fare un supporto cartaceo, un piccolo libro da dare, diciamo, mettere a disposizione della comunità, della popolazione, perché avesse, come dire, coscienza del possesso comune di un gioiello in più, di un nuovo monumento. Un ponte vecchio, in fin dei conti, è una cosa, come dire, non è un monumento antico, ma è una vecchiaia particolare quella di questo ponte. Ponte romano, lo hanno chiamato anche ponte romano, nei cartelli indicatori ricordo di averlo letto anche una volta, ponte Surè, ponte Ezzu, ponte del Cavalier Massita o ponte del Mulino Ecclesia, perché in effetti lì c'era il mulino della chiesa. Ora, è incredibile ed è strano, ed è forse questa la novità maggiore fra le altre, che leggere un ponte possa significare entrare nelle vicende della storia di un paese. È curioso, ma è come se i nostri monumenti raccolgano dalla comunità che li vive o che li ha prodotti anche nel passato attraverso gli antenati, sembra che raccolgano qualcosa del vissuto del paese e lo conservino in un modo o nell'altro. Spetta poi a occhi adatti, capaci di riuscire a leggerlo. Ora, io credo che la vicenda di Bonarcado, la vicenda storica di Bonarcado, sia condizionata da sempre dal suo territorio, come per tutti i comuni, ma anche dall'acqua, o meglio dalla disponibilità dell'acqua, che è sempre una ricchezza impagabile. In questo caso, fra la disponibilità dell'acqua ce n'era una particolarissima che si chiama Rio Mannu. Questo Rio Mannu, grande appunto, poteva fare il bravo fiume come tanti altri, essere a carattere torrentizio come tutti, ingrossarsi d'inverno ed asciugarsi d'estate, ma lasciare vivere, se non che il Rio Mannu è capriccioso, ha delle piene forse improvvise, o a volte improvvise e vigorosissime, tanto forti che travolgono sul suo percorso tutto ciò che trovano. E questo deve essere stato un assillo di tutte le amministrazioni comunali in qualunque epoca. Dai documenti più antichi, già lo Spano per esempio nel dizionario geografico storico, il famoso dizionario del Casalis, dove l'Angios parla delle cose della Sardegna, dice chiaramente che tutto ciò che veniva costruito, ponti, passaggi, passerelle o pontigas sul Rio Mannu, veniva regolarmente travolto alla prima piena. E di questo carattere del fiume se ne ha traccia nelle decisioni delle amministrazioni comunali di volta in volta, che non potevano ignorare il fatto che questo ponte venisse travolto. Perché? Ma perché metà del patrimonio comunale, i pascoli, il posto dove poter allevare il bestiame e dove poter, come dire, sviluppare l'economia del paese, va oltre il ponte, quindi bisognava per forza avere un ponte agibile. Il guado funzionava benissimo, perché in fin dei conti non è un guado difficile e problematico d'estate, ma d'inverno, in caso di acquazzone e di pioggia, diventava una dannazione. Quindi bisognava pensarci. Questo ponte è stato, come dire, la croce di tutte le amministrazioni comunali, lo sappia il sindaco, visto che è qua glielo diciamo. Vi leggo qualche passo così, tanto per capire. I documenti delle amministrazioni comunali passate li ha ricercati Lino Sanna. È chiaro che senza le sue ricerche d'archivio io avrei potuto fare molto di meno, mi sarei limitato evidentemente a guardare i muri, ma è molto diverso. In qua abbiamo invece molte conferme. Ritornando ora alle intemperanze del Rio Mannu, si potrebbe avanzare il sospetto che in passato, in media, se non ogni lustro, ogni 5 anni di media, almeno ogni 10 anni, ma proprio per esagerare, le piene causassero danni più o meno seri ai ponti sui Rii di Bonarcado. Sui Rii di Bonarcado, perché Bonarcado ne ha diversi di Rii, però il vero danno avveniva sempre lungo il Rio Mannu.
Ma parrebbe proprio che la lentezza burocratica, non parlo dei comuni, parlo della lentezza burocratica del governo centrale, non fosse meno nefasta ove si volesse rimediare ai danni, sempre faticosamente ricomposti dalla popolazione, eccetera, che le ineludibili distruzioni dei ponti fossero eventi ciclici, non infrequenti, quindi frequenti, è chiaro sostanzialmente da ogni documento dove si parli del ponte de Mulino Eclesia. Così ad esempio si dice anche nell'atto consolare del comune di Bonarcado datato 18 aprile 1872 con oggetto accomodamento del ponte Mulino Cresia. Mulino Cresia, ma qua un errore dello scrivano, nel quale il sindaco afferma di doversi fare le necessarie opere di intervento per il grave danneggiamento subito dal ponte in conseguenza dell'inondazione accaduta nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre del 1871. Questo riguarda il 1871, eravamo a 10 anni dall'unità d'Italia, insomma, tanto per inaugurare la cosa. È una cosa che poteva essere scritta e letta ogni decennio, dal 1700. Ora, evidentemente la cosa è sempre successa, ed è sempre successo che ci fossero seri problemi economici per ricomporlo questo ponte. Tant'è vero che, per esempio, nel 1700 doveva essere malconcio questo ponte e il governo Sabaudo non interveniva affatto, dopo il 1720 intendo. Il governo Sabaudo o non aveva risorse o certamente non voleva spenderle in Sardegna o in un posto dove non avesse risonanza politica, nessuno poi rivendicasse questa cosa. È successo che evidentemente per le esigenze del paese una persona facoltosa, sensibile, un certo signor Massida, ha deciso di riattarlo lui il ponte. Si dice costruire il ponte, lo ha in realtà ricostruito, riattato per quanto era possibile e lo ha fatto nel 1750. Cosa che gli è valso il cavalierato, giustamente. Il costruttore di ponti, i pontefici, sono i costruttori dei ponti, è una cosa importante costruire un ponte. Su quel ponte, come dicevo, non si è fermata, non si è, come dire, concrezionata la storia del paese, ma è passata su quel ponte la storia del paese. E la storia del paese vuol dire economia, vuol dire equilibrio familiare, possibilità di vita, insomma. Le famiglie potevano avere un reddito se quel ponte poteva essere passato anche d'inverno. Il cavalier Massida è stato sensibile e il re Carlo Emanuele, non Vittorio, ha giustamente riconosciuto questa magnanimità con un titolo nobiliare, per cui passava, i soldi erano del cavalier Massida e anche l'intento e l'intenzione. Però, detto popolare, Ponte Zulè l'aveva fatto il re. Il re non l'ha fatto, è proprio un accidente e sicuramente nulla avrebbe fatto. Però le cose in Italia vanno così e non solo in Italia, evidentemente. C'è chi fa e c'è chi prende i meriti. E questo è il Rio Manno. Ora, così, in generale, per capire la vicenda e la storia di un ponte, e guardate, è singolare perché io questa l'abbiamo scoperta noi che nei ponti c'è la storia di un paese. Io non conosco altre pubblicazioni che parlino di un ponte che racconta il paese che lo possiede. Non ne conosco altri. Speriamo che però la cosa prenda piede e che sia possibile. Dicevo, la storia del ponte di Mulino Eclesia è importante perché Bonarcado ha un territorio importante ed è stato possibile trovare molto e tanto leggere perché evidentemente il territorio ha questa grande storia che lo attraversa. Non stiamo scoprendo niente di nuovo, sappiamo tutti benissimo quanto importante sia stata Bonarcado nel periodo giudicale ed era già un punto di riferimento importante se volevamo leggere il ponte, volevamo capire se e come è possibile. Quindi il periodo giudicale è stato senz'altro fondamentale. L'idea è, ma insomma, se c'era un'abbazia nel 1147, se ricordo bene, vero? Se c'era questa abbazia, o 1114,
importantissima, no, perché il 1047 è una data di Halle di un altro ponte giudicale, ecco perché poi all'etania si comincia a mettere insieme le cose, insomma, succede. Dicevo, se nel 1100 questo paese era una delle capitali della Sardegna centrale, perché sì, il regno era oristano, ma qua c'era la più grande abbazia, la più ricca abbazia, la più importante abbazia della Sardegna centrale. Non poteva essere isolato questo posto, dovevano esserci strade, le strade c'erano, lo sappiamo benissimo, però dal percorso, non so, dagli itinerari antoniniani sappiamo che le strade romane passavano la per Mediterranea lungo la costa orientale della Sardegna, una da Cagliari ad Olbia passando per il centro e qualche compendiaria nel tratto occidentale, più qualche altro passaggio noto o conosciuto. Ma la strada per Olbia passava per Fordongianos, non passava per Bonarcado. È difficile credere che non ci fosse una strada, però non viene, diciamo, censita, non risulta. Ora, se non c'è una via di comunicazione importante, non si sarebbe mai tenuto il convegno di tutti i re della Sardegna, giudici re, a Bonarcado. Sono venuti a Bonarcado per riunirsi. C'era una grossissima abbazia, una realtà straordinaria, perché non era soltanto un centro politico o religioso, era un centro economico, era un centro culturale, c'era il Condaghe, c'erano i registri, ogni atto si registrava qui, a Bonarcado. È impensabile che non ci fosse una strada sicura in ogni stagione, perché d'estate è facile attraversare un guado, d'inverno bisogna garantirlo. Quindi certamente l'abbazia non avrebbe, ma anche il giudice stesso, i giudici d'Alborea non avrebbero consentito che non ci fosse un ponte sul Rio Mannu. E quindi possiamo ipotizzare fondatamente che ci fosse, ma ora dimostrarlo è tutto un altro discorso. Ecco, la storia di Bonarcado aiuta a credere che questo ponte, io non dico che fosse romano, perché i motivi perché i romani facessero un ponte lì non li conosciamo e non sappiamo, li avevano fatti a Fordongiano. Non dico che fosse antico quanto, i ponti romani, però in periodo giudicale doveva esserci un ponte. Quindi diciamo che dal IX secolo in poi, lasciamo passare qualche secolo di storia, il ponte, intorno al 1000 doveva esserci, qualcuno deve averlo fatto, perché la zona lo richiedeva. Era importante, era necessario che ci fosse. Da un punto di vista nostro, noi dovevamo trovare le tracce archeologiche o i segnali perché la cosa potesse essere dimostrata. Ora, non è che questo l'abbiamo dimostrato in modo sicuro, però 2 o 3 indizi molto importanti li abbiamo trovati. Un indizio è, la presenza di certi segni nei conci del ponte, certi segni che i lapicidi, gli scalpellini e i costruttori dei ponti facevano nelle pietre sorelle, quelle che dovevano essere poi affiancate. Nella cava si apprestava l'arco, per esempio, e si segnavano le pietre per dire questa va con quest'altra, eccetera, in modo che dopo il trasporto non si perdesse il conto. Quindi si impostava il ponte secondo quei segni distintivi e ogni lapicida aveva la sua consuetudine. Diciamo che erano tutti illetterati, però un segno, un geroglifico, una croce, una freccia, un qualcosa erano capaci di farlo. Ecco, questi segni ci sono nel ponte di Bonarcado, ma chi ci dice che siano segni giudicali? Ecco perché la data del 1047 mi girava, e l'ho detto, l'età gravi colpe, però a Vallai c'è un lungo ponte detto romano, e un ponte romano lo era, ma il Rio Massari, capricciosissimo, anche lui parente del Rio Mannu, ha sfondato il ponte più volte e anche nelle spallette, e in un periodo deve aver modificato l'alveo, per cui ha, come dire, creato un nuovo corso dove il ponte non c'era. Il ponte romano era ormai in un corso secondario, in un rivolo secondario, il ponte, la parte più importante non aveva più il ponte. Il giudice di Oristano nel 1047
questa è una data che è stata ricavata da degli elementi, ha ricostruito, ha fatto costruire un ponte. Siamo sicuri dunque che metà del ponte di Alley, una certa parte del ponte di Alley, è un ponte giudicale. Ora, quel ponte di Alley ha le pietre associate secondo quei simboli che i lapicidi usavano lasciare nelle pietre per riconoscerle. Quindi è la stessa logica, lo stesso modo di fare, lo stesso modo di agire. Diciamo che 50-60 anni dopo possono averlo fatto benissimo a Bonarcado, come potrebbero averlo fatto anche già, come l'hanno fatto ad Alley, lo devono averlo fatto. Detto fra noi, Alley da un punto di vista burocratico, amministrativo e anche come territorio da attraversare non era importante quanto Bonarcado. Si hanno fatto lì un bel ponte, ne vedremo qualche immagine. A maggior ragione dobbiamo pensare, quindi anche come prove indirette possiamo credere che il ponte di Alley abbia una storia, le origini, le radici del ponte siano di periodo giudicale. Poi c'è stato un piccolo colpo di fortuna, vediamo se, magari volevo parlarne dopo, ma ne parliamo ora. Praticamente il Cavalier Massita, quando ha realizzato il ponte, ha ovviamente recuperato tutto il materiale che l'amministrazione gli metteva a disposizione, che il comune, diciamo così, non c'era ancora, ma diciamo la comunità metteva a disposizione, e tutto ciò che era vecchio probabilmente è stato non demolito, recuperato, le pietre recuperate, perché vedete, fare un cantonetto è facile, semplice, la manodopera costava poco, però se era già fatto era già molto meglio, erano giornate di lavoro in meno, l'economia era comunque quella che era un po' risicata, si recuperava un po' tutto. Dicevamo che il Cavalier Massita doveva essere anche molto molto religioso. Abbiamo trovato anche l'atto di nascita del Cavalier Massita, lo troverete nel libro, l'ha cercato un docente. Era molto religioso, dicevo, perché, ma non solo lui, tutti hanno deciso che i ponti sono luoghi particolari. Si parla anche di ponti del diavolo e ogni tanto il diavolo, lo zampino ce lo mette, usando sempre il Dio Manno. Allora bisognava esorcizzare il male, il guaio, aggiungendo delle icone o delle immagini sacre, qualcosa di apotropaico, qualcosa che fermasse il maligno, il male, il guaio, diciamo preventivamente. E quindi ha costruito, ha fatto realizzare 2 nicchie, mi pare che le abbiamo anche, eccole qua, bravissimo, ecco. Ha realizzato 2 nicchie a lato dell'arco maggiore. L'arco maggiore era quello poveretto che doveva, come dire, meglio scaricare le acque, però allo stesso tempo era quello che ne pigliava di più. Quindi era proprio lì che la difesa, diciamo così, del divino era più gradita ed era meglio metterla lì, anche perché era il posto più alto, più in vista, e così queste 2 nicchie dovevano ospitare, lo ipotizziamo, ma non può che essere così, perché se ci pensate un attimo che cosa poteva esserci in queste 2 edicole, se non 2 immagini religiose. Non sappiamo certo se fosse la Madonna e Gesù, non lo sappiamo, se era, non lo so, San Giuseppe o il santo che passa le acque era San Cristoforo, poteva essere San Cristoforo, non lo sappiamo. Una cosa però è certa, in quelle 2 edicole c'era un'immagine religiosa. Ora è evidente anche che il fiume non aveva capito bene e così ha buttato giù anche le immagini religiose, che evidentemente sono perdute, ma buttando giù le immagini ha buttato giù le edicole, che sono state rabberciate, ricostruite nel tempo, nei passaggi. Le amministrazioni continuavano a dire dobbiamo aggiustare il ponte, e ogni tanto succedeva che lo aggiustavano davvero, perché il governo sabaudo non dava soldi, mica per altro, se no è chiaro l'avrebbero aggiustato subito. E le riparazioni si vedono in queste edicole, con rabberciamenti di diverso tipo, di diverso genere. Ora, andando a osservare bene queste edicole, ci siamo accorti che la soglia dell'edicola alla vostra sinistra, quella più marmessa,
ha una pietra che non è esattamente congruente con l'edicola, però non sottolineiamo, non era perfetta, però quella c'era e quella l'ho utilizzata. Quella pietra ha un'iscrizione che io non so leggere. Detto fra noi, ci vuole un epigrafista bravo e in Sardegna qualcuno c'è, pochi, qualcuno c'è. Speriamo che la interpreti, perché questa è l'iscrizione, se è quello che pensiamo noi, è un onciale sardo molto antico, l'ho fatta analizzare, l'ho fatta leggere, fatta vedere, e mi confermano che è un onciale, un modo di scrivere onciale che in Sardegna si usava in periodo giudicale. È un onciale sardo, particolare, che si usava in Sardegna, di tipo anche arcaico, tipo antico. Ora, che riescano a leggere quell'iscrizione, io ho i miei dubbi. Intanto è parziale, non è, diciamo, forse sufficiente per capire. Ma per farvi un esempio, che torna meglio col mio mestiere, io faccio preistoria, come vi dicevo prima. La stele di Nora è stata letta almeno 55 volte, ma ogni anno, ogni tanto qualcuno dice io l'ho letta nuovamente e questa volta vi dico che ho capito tutto. Oh, hanno capito tutto tutti, ma sono davvero, è un secolo che non se ne capisce uno. Ognuno legge SRDN, Chardin, Chardana, qua ci siamo stati noi, le date, e la datavano prima il XII, poi hanno detto ma forse è troppo perché il XII magari i Fenici qua, e allora scegliamo l'11, si mettevano d'accordo come si fa nel mercato e sono scesi all'11 secolo. Poi hanno detto sì, va bene, ma noi in Sardegna non troviamo reperti più antichi dell'8 secolo e quelli dell'8 sono anche dubbi che forse sono del VII. Abbassiamo la data della stella di Nora, è così, 10°, 9°, 8°, no, 8° no, perché i caratteri della stella di Nora sono arcaici, e se poi si scopre che magari è più antica, beh, nel dubbio si sono fermati al 9°, ma credete davvero che sia finita? Non è finita affatto, e la verità vera è che non ne abbiamo capito nulla. Ognuno può leggere quello che vuole. Mi sta venendo in mente uno scherzo di una ragazza intelligentissima che contesta tutti questi scopritori di iscrizioni sarde che non hanno dubbi e dicono io ho capito, ho trovato, ho interpretato, ho letto, ho visto, e poi non hanno dubbi manco che siano nuragiche. Come faranno? Credetemi, è problematico. Questa ragazza ha utilizzato i loro stessi oggetti, la loro stessa lettura e ha, come dire, aggiunto un po' di fantasia e ha capito che in quell'età del ferro bevevano la Coca-Cola. Per dirgli questo, come se uno vuole, in una scrittura ci legge quello che vuole. Quindi io non sono epigrafista, per fortuna, grazie a Dio si direbbe, però voi gli epigrafisti come faranno? Fatto sta che loro ci provano, qualcosa propongono. Oh, qualcuno buono c'era, lo Champollion per esempio è riuscito a leggerli davvero i geroglifici, ma eravamo in Egitto, in Francia, forse in Sardegna ancora, va bene, è una cosa che verrà. Allora guardate, soltanto questi due elementi, questa pietra, questa iscrizione che è sicuramente scritta in un onciale sardo, cioè con questo alfabeto particolare, dovrebbe essere del VII, tra il VII e il X secolo a.C. Guarda caso, il VII secolo i giudicati non c'erano ancora, dice qualcuno. Secondo alcuni invece, nel VII secolo è possibile che già ci fossero i giudicati. Comunque nel IX c'erano. Questa cosa l'hanno usata almeno fino al X. È possibilissimo che sia un'iscrizione giudicale, e d'altro canto qua i giudici erano di casa. C'era sicuramente una costruzione con iscrizione che nel tempo è andata giù e nel 1750 il cavalier Massita, col beneplacito della popolazione, ha recuperato questo materiale e per fortuna quella iscrizione è rimasta, diciamo, faccia fuori. Poteva capitare esattamente il contrario, quindi anche un po' di fortuna ogni tanto non guasta. Due elementi dunque che ci dicono: esisteva un monumento giudicale in più a Bonarcalo che ora non conosciamo, eravamo in fasi bizantine o post-bizantine, e questo onciale sardo è stato ricollocato
nel ponte, nel XVIII secolo, questo sì, ma vuol dire che già c'era come dire, una presenza maggiore nel periodo giudicale a Monarcado di quanto già non si sa, che non è poco, insomma. Cioè c'era un traffico, una necessità di avere una strada libera, di una strada agibile. La via Esos Arantos adesso la chiamano, la via Maggiore, la via Antica, la chiamano in tanti modi. Quella via era importante perché arrivava per esempio fino a Norbello, arrivava fino a Cuglieri, a Santo Lussurgio prima e poi continuava a Cuglieri, e in ognuno di questi tratti prende un nome diverso e il nome a volte viene condizionato dal periodo. Non so, la via Esos Arantos evidentemente da quando sono stati impiantati gli agrumeti di Milius. Non credo che prima si chiamasse la via Esos Arantos, la prima magari era la via del giudice o la via del re, la via antica. Insomma, questo ponte poteva essere benissimo, abbiamo diciamo indizi diretti come questa iscrizione e indiretti che ci dicono che nel periodo giudicale il ponte doveva esserci. Questo non esclude che qualcosa di più antico ci fosse anche prima, perché io non credo che i nuragici non trovassero modo per passare il fiume. C'erano sicuramente da spuntigas, pietre, ci sono in moltissime parti della Sardegna e anche in zona, e su quelle, curioso particolare, sulle pontigas aggiungevano una croce nella pontiga centrale, una croce non perché l'APC lo dicevano, così mi ricordo che questa è una pietra enorme, è solo quella, è una croce apotropaica, cioè che richiama la benedizione della divinità sulla pietra e dire oh, non farla portare via dal fiume, se no noi dove passiamo? Quindi qualcosa c'era anche da prima, c'era sicuramente una realtà zaspuntica, c'era sicuramente un ponte giudicale, e poi abbiamo altre fasi che vengono segnate da diverse tecniche. Poi velocemente ve le farò vedere, se no poi parlo tutta la sera, è meglio finirla qui. Ci sono altri segni che ci dicono che oltre il ponte giudicale ci sono state delle riprese in periodo medievale, ci sono state delle riprese in periodo ancora successivo, e poi scopriamo anche che il cavaliere Massidda ha fatto un ottimo lavoro, ma non ha costruito tutto il ponte, ma ha fatto delle cose che evidentemente altri prima di lui ne hanno fatto altre, altri dopo di lui ne hanno fatto ancora, e tutte queste cose non possiamo datarle sempre esattamente al 1750 come abbiamo fatto col cavaliere Massidda, però possiamo avere si chiama cronologia relativa in archeologia. Una cosa è l'archeologia assoluta, la data è questa. Una cosa è la cronologia relativa che ti dice in questa data siamo sicuri che, ma qualcosa viene prima, qualcosa viene dopo. Questa è la cronologia relativa. In relazione a questo punto viene prima o viene dopo. Questo crediamo di aver fatto con questo bellissimo e particolarissimo ponte che ne ha visto, poveretto, di tutti i colori, e vedrete quanto è cattivo il Rio Manno quando ci si mette, non sempre, proprio dalle strutture residue, malgrado sia stato curato e rabberciato. Per capire meglio, adesso se credete vediamo qualche immagine di questo ponte, così è più chiaro quello che abbiamo detto. Franco, la luce si spenta. Spegniamo questo. Io mi sposto perché sennò ci fonde non vedo nulla. Il microfono devo prendere questo? Sì, sì. Sposto.